ci si metteva d'accordo un orario, quello era, ci si trova, si va. Ah sì, non esiste che cellulari, dove? Citofonate, quello era l'orario più o meno, e ci si preparava per andare fuori, appunto si cercava di avere un look più figo possibile, e insomma era bello perché appunto c'era che, come dicono certi spot, no? L'attesa forse è più bella che non vivere un evento stesso. Ma era così, cioè si viveva nell'attesa della discoteca, e è un po' quello che poi ha mosso anche me nell'avvicinarmi a questo mondo, insomma, e quindi questo Nice. è. Tra l'altro Sì. c'è uno dei characters, uno dei personaggi del tuo libro che mi ha rievocato alcune di queste memorie, no, di quel periodo. Non lo spoilerò, ma mi sembra il nome fosse Turbo. Sì, Nel libro, Turbo però è uno dei protagonisti in assoluto del libro. non sto a No, non è no. una sorpresa perché è chiamato Turbo, perché è bella anche la storia dietro a questo, Beh, quando si sì, legge poi il leggetelo. libro. Sì. Però mi ricordo Perché che c'erano i nomignoli, no? Ci sono ancora adesso. Esatto. Nella compagnia c'era Turbo, lui c'era. mi ha rievocato cioè dei capi d'abbigliamento che erano sommersi nella notte dei Ecco, tempi. sì. Dopo il disco raccontiamo anche questa cosa qui. All right. Adesso ci muoviamo, facciamo piccoli passi in avanti verso i giorni nostri Uh-huh. e andiamo a sentire un producer che ha segnato un'epoca, che è Manuel Top. Yep. Con la serie di Attacks. di Attack Record. Esatto, brani su Attack Records, che è un caposaldo della musica techno progressive proprio dell'epoca. E questo è stato uno dei primi dischi che l'ho sentito in discoteca e ho detto: ma che roba è? Cioè veramente, era questo incedere ipnotico che ha, e quindi andiamo a sentirci uno dei tanti, insomma, sarebbero tutti da ascoltare, ma non E abbiamo tra l'altro tempo. sono appena stati ristampati questi. No, questi sono originali. Sono così belli che hanno appena fatto una serie dove li hanno rimasterizzati e ristampati tutti quanti Tanta roba. in vinile. Sì. All right, Andiamo a sentirci Tone. let's enjoy.
man, No. questo disco tra l'altro, questa era sonorità da domenica pomeriggio. Io questo l'ho sentito la prima volta a Diamanti, che mi pare, o a Manhattan, adesso non mi ricordo. Che per chi non conoscesse era nella ridente cittadina di Gaiarene in provincia di Treviso. Sì, ma questo si proponeva la domenica pomeriggio. Yeah, Cioè, man, cioè, I love this. Guarda, adesso tra lo considero musica da after. Per carità, ha sonorità da after. Però... oh. E poi dipende da che after è after, no? No. Ma tra l'altro condivido anche questa copertina, che è la copertina di Acid Phase, questo è l'originale, sempre di Attack Records, che non andremo a suonare questa sera perché è un disco, diciamo così, stra suonato, però ecco, per chi non lo conoscesse ancora, andate Nito. a spulciare, lo mettete in qualsiasi piattaforma d'ascolto e godetevelo perché è veramente uno spaccato di storia. Ecco, per esempio, questo è un disco iconico. Sì. Ecco, questi sono tutti dischi che hanno veramente fatto la storia. E tra l'altro tu mi dicevi che mi hai ricordato una bellissima cosa ascoltando questo disco. Che c'era uno stile di ballo, no, per ogni disco o per ogni Periodo, ecco, e diciamo. e per ogni zona, anche ogni zona e ogni genere musicale. Perché la house era una roba un po' più impettita, no? Si diceva sono quelli della camicia bianca, no? Perché sono tutti incamiciati. Right. E chiaramente adesso ho un'età che forse sono più da camicia bianca, però all'epoca chiaramente vedevi un po' una cosa un po' diversa. E c'erano degli stili proprio. Degli stili diversi, no? Sì, questo qui mi ricordo che lo ballavano con le mani tipo pistolette così, no? Sì, vabbè, è una cosa simpatica, però era così perché c'era questo incedere ipnotico e tutto faceva parte di quel colore che parlavo prima, no? E poi non avendo cellulari, non avendo altro in Il mano, focus era potevi, cioè Sì. ti portava ad immergerti completamente nell'esperienza del ballo, no? Ma poi Anche ti se- ricordi quelli che erano al bar, quando sentivano il disco, mollavano tutto, andavano in pista, cioè, Yeah. la roba... Sì. Cioè, questo faceva capire che comunque la musica era comunque al centro, no? Poi, chiaramente, è sempre stata che a uno gli piaceva di più una cosa, a uno ad un'altra, perché la musica è molto soggettiva. Però anche lì il DJ, se sapeva creare l'onda sonora giusta, coinvolgeva tutti, no? Ma se dovessi dire così, on top of